Buonasera a tutti, sono Barbara dell'Associazione Folclorico Culturale Nugoresas e siamo qui anche oggi nel secondo appuntamento del nostro evento per voler approfondire con due studiosi della tradizione quelle che sono le caratteristiche del nostro abbigliamento nuorese. Per quanto riguarda appunto Nuoro, ospitiamo Marcello Ferreli, un amico dell'associazione che studia antropologia all'Università Sapienza di Roma ed è un grandissimo ricercatore e studioso dell'abbigliamento tradizionale sardo, in particolare quello nuorese. Ci illustrerà appunto l'evoluzione dell'abbigliamento nuorese dal 1880 fino alla metà del Novecento e poi nella seconda parte ospitiamo Francisque Xavier, che è un professore all'Università di Valencia di moda e appunto abbigliamento tradizionale valenziano, che anche lui farà un excursus sull'abbigliamento tradizionale dal 1700 al 1800. Buon divertimento! Allora, buonasera a tutti, io sono Marcello Ferreli, come vi ha già detto Barbara, mi interesso di antropologia e studio presso l'Università La Sapienza di Roma. Quindi il mio lavoro è principalmente un lavoro sul campo come antropologo. Oggi vedremo di connettere due discipline che sono l'antropologia e l'etnografia. Per coloro che non sono così abituati con questi termini potrebbero sembrare sinonimi. Nella realtà sono due termini un po' diversi, nel senso che l'antropologia ha un carattere molto più ampio dell'etnografia e gioca con quelli che sono i significati, quindi affronta il discorso in maniera più attenta, se così possiamo definire. Per fare questo lavoro oggi ci interesseremo di 100 anni, anzi un po' meno diciamo, di storia dell'abbigliamento nuorese e di conseguenza di vita nuorese. Quindi andremo da quello che è il 1880 alla metà del Novecento ben inoltrata. Abbiamo una delimitazione temporale molto ampia e in questa delimitazione temporale vedremo dei cambiamenti radicali nella società nuorese e ci interesseremo anche di quei cambiamenti dell'abbigliamento nuorese. Una cosa che a me interessa molto sottolineare è che quando noi parliamo di mutamenti in ambito di abbigliamento tradizionale non possiamo dare definizioni precise, nel senso che più che definizioni, delimitazioni. Non possiamo dire che in un anno cambia totalmente un qualcosa, ma possiamo dire che esistono processi lunghi, graduali, che portano a delle mutazioni. In antropologia spesso si utilizza il termine di tratti culturali che giungono all'interno di una società e nel momento in cui giungono in una società, questa comunità cosa fa? Li sottopone a un vaglio. Questo vagliare questi tratti culturali ha vari esiti e vediamo che questi esiti sono gli stessi nell'abbigliamento tradizionale. Quindi noi possiamo, anzi la società più che noi, può rifiutare una determinata diciamo, esito dell'abbigliamento, può accettarlo una nuova moda in maniera, possiamo dire, abbastanza contenuta e quindi rimane un qualcosa di marginale, o può invece accettare totalmente un determinato cambiamento e in questo caso diventa un canone. Nel momento in cui diventa canone possiamo parlare di costumanza. Il termine costumanza, che è una parola che suona un po' strana, però ci richiama un'altra parola che noi conosciamo bene, che è il termine costume. Questa parola, per coloro che girano il mondo del folklore, è super utilizzata e spesso quando si utilizza la parola costume, a che cosa si riferisce? Ci si riferisce in genere a un abito di una comunità, quasi sempre è l'abito da sposa della comunità ed è l'abito più ricco, quindi spesso addirittura appartenente al ceto benestante, e in quest'abito la comunità si identifica, quindi la sua identità viene connessa a quest'abito. Dove sta il problema? Il problema è che non esiste un costume, nel senso che esistono tanti abiti e un abito varia a seconda dell'epoca, varia a seconda dello status sociale della donna, varia a seconda dello status economico della donna. In tal senso io credo che quando persone che studiano queste cose, magari a livello accademico, hanno acquisito un metodo di lavoro, no? Ma sono
credo fortemente che chiunque possa avvicinarsi a delle fonti che possono essere di vario tipo e nel momento in cui ci si avvicina a delle fonti può fare i propri giudizi e le proprie valutazioni a riguardo. L'abbigliamento è stato di per sé analizzato a livello etnografico notevolmente, a livello antropologico, ma è stato di grande interesse anche in altre discipline. Una fra tutte è quella che è l'estetica. E l'estetica, diciamo che ci racconta che l'abito è l'incarnazione per eccellenza di quella che è la moda e di quella che è la morale di un'epoca. Il nostro viaggio parte, abbiamo detto, da fine Ottocento. Quindi molti utilizzano la Deledda per descrivere l'abbigliamento tradizionale nuorese, ma bisogna, secondo me, considerare il momento in cui la Deledda scrive. Siamo a fine Ottocento, quindi la Deledda scrive di abiti dell'Ottocento, abiti che sono ben lontani da noi. La Deledda, io quando mi sono trovato a leggere le opere della Deledda, sono rimasto stupito per la sua capacità di discernere quelle che erano mode passate rispetto ai suoi tempi e mode a lei contemporanee. Di per sé la Deledda è stata una grandissima etnografa e quell'opera che tutti conosciamo come Tradizioni popolari di Nuoro non è altro che una raccolta di suoi contributi sulla vita nuorese, la cultura, l'abbigliamento e altre forme di cultura materiale nuorese. Una cosa che a me preme sottolineare è che la Deledda, nel momento in cui scrive, abbiamo detto, parla di un altro mondo rispetto al Novecento. Una cosa che possiamo attentamente osservare è che la Deledda non cita mai il marezzato, il gros di seta marezzato, quello che noi conosciamo come moiré. La Deledda, che è attenta ai dettagli, perché non lo cita mai? Semplicemente perché nel momento in cui la Deledda scrive, il gros di seta marezzato non era ancora giunto a Nuoro. Nell'Ottocento erano un utilizzo tante altre tipologie di sette lisce, quindi prive di marezzatura, di varia colorazione, il ciclamino tra i più usati, i gerani, i colori simili al geranio, poi c'erano rosati, varie tonalità di rosso e così via. E nel momento in cui il marezzato giunge a Nuoro, a inizio Novecento, entra prepotentemente in quello che è il mondo dell'abbigliamento nuorese e diventa canone. Il primo abito che noi vediamo è un abito di fine Ottocento, utilizzato fino al primo decennio del Novecento, ed è l'abito utilizzato dalle donne sposate. Le spose utilizzavano quest'abito per le nozze. Una volta utilizzato per le nozze veniva rimosso il fiocco del grembiule e utilizzato nelle occasioni di gala della propria vita. Quest'abito non nasce a fine Ottocento, ma l'abito che noi vediamo e che la Deledda descrive è l'evoluzione di fine Ottocento dello stesso. Sul capo vi è una benda bianca. Questa benda bianca, che può essere di varie stoffe, può essere di cotone, le più erano di cotone, di varie tipologie, una tra tutte su trambicche, ma esistono anche bende di seta. La Deledda le cita, esiste qualche originale ancora conservato ed esiste anche qualche testimonianza fotografica appartenente a collezioni museali straniere. La benda viene sottoposta a processi di inamidatura che sono obbligatori, sia in ambito giornaliero ma soprattutto in ambito festivo e di gala, dove la benda è maggiormente curata. La benda non poggerà mai e poi mai sul cappello, ma poggia su delle cuffie. Nel momento in cui noi ci interessiamo, queste cuffie sono cuffie a sacco, quindi sono prodotte con un pezzo unico di stoffa, spesso monocolori o in alcuni casi bicolori, con un'arricciatura nella nuca e allacciate sotto il mento con un nastro. Sopra di questo poggia la benda. Dalla benda la Deledda ci dice fuoriescono grossi pendenti di corallo. Questi erano degli aspetti che a me aveva interessato maggiormente, poiché in ambito folk sembrava che ci si fosse dimenticati di ciò. Quindi nasce una ricerca di foto che ha portato a trovare diverse foto e la foto che vediamo rappresenta una sposa il giorno delle sue nozze che quindi dalla sua benda lascia fuoriuscire questi grandi orecchini. Grazia Deledda non ci racconta di questo solo all'interno di Tradizioni popolari di Nuoro, ma ci torna in quello che è La via del male, dove racconta
che la sposa protagonista del racconto, che è Maria, nel momento in cui si veste anche lei farà uscire i suoi orecchini dalla benda. Anche in ambito iconografico comunque questo aspetto non appare non documentato, anzi il Dalsani nella sua iconografia, che rappresenta una nuorese in abito di gala, da sposa, rappresenta questo dettaglio. Ancora di più, in ambito folk, nei primi momenti, qualche donna porta ancora questi orecchini, di conseguenza qualche memoria storica era rimasta viva anche nel corso del Novecento. Scendendo nella descrizione dell'abito, il capo che più è rappresentativo di quest'abito è Palassupra. Palassupra che è costituita da 3 parti prodotte separatamente in ambito ottocentesco di broccato di lampasso, quindi stoffe altamente costose, che grazie ad Eledda racconta venissero comprate a peso, e unite da un insieme di occhielli, si parla di 200 occhielli. Quindi oltre a quello che è il costo della stoffa, quindi il broccato che nell'Ottocento è imperante, poi a fine Ottocento inizia a subentrare il ricamo e come in tantissime realtà sarde, quello che il ricamo sostituisce il broccato e ha un valore maggiore. Nel 1911, quando vennero comprati i costumi per l'Esposizione Nazionale di Roma, per Nuoro non venne comprata Palassupra ricamata per il costo eccessivo e si optò appunto per una pala in broccato. Una cosa importante è che, frugando testamenti, mi è capitato di verificare il valore delle Palassupra. Il valore è equiparato a quello dei bottoni d'oro. Questo ci dà in un certo qual modo un'idea del costo che la Palassupra avesse a Nuoro. La Palassupra nuorese è notevolmente slanciata. Cosa vuol dire? Che è un corpetto lungo che deve abbottonare in vita sotto quella che è la cintura della gonna, la cintura sì della gonna. Di conseguenza, nel momento in cui la Palassupra non presenta tale struttura così slanciata, non ha più la sua funzione estetica che dovrebbe avere. Infatti abbiamo detto all'inizio che l'abito riflette quella che è la moda e quella che è la morale di un'epoca. L'ideale di bellezza di fine Ottocento prevedeva dei vitini stretti e ciò era garantito dalle Palassupra che erano notevolmente strette, grazie ad esse infatti le definisce proprio strettissime Palassupra, e la Palassupra ci offre il vitino stretto e come veniva prodotto quello che era l'ideale di gonna voluminosa. Grazie ad Eledda dice sempre: le nuoresi hanno la mania dei fianchi prominenti e indossano quante più tunicas hanno. Innanzitutto, che cos'è zattunica? A Nuoro zattunica è la gonna di Orbace, una gonna che viene prodotta a Ghironese. Cosa vuol dire? Che la gonna è fatta a spicchi, quindi pezzi di stoffa separati a forma trapezoidale che vengono uniti e creiamo quella che è la nostra gonna, quindi zattunica. Grazie ad Eledda ci dice anche che le nuoresi indossano quante più tunicas hanno. Anche qua nacque l'interesse di ricercare foto per vedere come si usassero tale gonne e la maggior parte delle foto prevedevano che dalla gonna più esterna si vedesse un orlo della gonna interna. Ma una foto che stiamo vedendo ci mostra un aspetto importante. Questa donna porta su una delle 2 gonne, quindi a Nuoro si parla di tunica ghettata in coddoso, quindi portata sulle spalle, e lascia intravedere quella che è la gonna sotto. Questa gonna sotto non è altro che una gonna uguale alla gonna più esterna, quindi sono 2 gonne di Orbace marrone portate l'una sull'altra. A fianco a questo insieme che vediamo sul davanti notiamo quella che è Savranna, che quindi è il grembiule nuorese, che nell'esemplare che stiamo analizzando è di pieno Ottocento, è di fine Ottocento, ma diciamo rispecchia benissimo quella che è la moda ottocentesca. Quindi è un esemplare prettamente geometrico, nel senso che tutti i motivi ricamati hanno carattere geometrico. Esiste un forte schema all'interno di questo grembiule che va rispettato sia nei modelli sia nei colori, quindi sono delle alternanze di colori che andranno rispettate. A inizio Novecento invece, come vediamo qui, cosa succede? Quella che è la geometria del grembiule lascerà posto a delle piccole ghirlande di fiori. Questo è un esemplare del 1902,
che quindi andranno a mutare già l'insieme del ricamo della nostra comunque franda. Il secondo abito che vediamo ci mostra un altro copricapo. Già quando la Deleda scrive, a Nuoro sur mucadorese erano di uso comune. Nel corso del Novecento su mucadore andrà a sostituire piano piano e poi totalmente quelle che sono le bende. Su mucadore ovviamente non prescinde da un processo di evoluzione, parliamo di esemplari ottocenteschi molto più grandi per giungere a esemplari molto più ridotti nel corso del Novecento. La ragazza indossa su zippone portato alla rovescia. Questo ci porta a una riflessione. Allora, a Nuoro su zippone è double face, quindi viene prodotto in modo che possa essere usato sia da un lato che dall'altro. In tal senso il lavoro nella produzione è doppio, cioè io quando cucio la parte buona del su zippone devo pensare che tutte le mie cuciture avranno delle conseguenze nella parte interna. Quindi diciamo che dobbiamo fare un doppio lavoro e ad esempio le asole, nel momento in cui io faccio le asole alla parte buona del capo, devo pensare che se le utilizzerò dall'altra parte devono essere della stessa qualità. Su zippone ci mostra un dettaglio fondamentale. Non tutte le stoffe a Nuoro, come in tanti centri, erano, dicono i francesi, a pied d'égalité. Cosa vuol dire? Che esisteva una sorta di gerarchie nella qualità delle stoffe. Sia nel panno si scaralatta per produrre zorzipponese, che esisteva di varia qualità a seconda della produzione, sia nel velluto. Nel velluto, se noi notiamo, molti zipponese sono prodotti di normale velluto di cotone, molto rigido l'antico, e poi presentano dei bordini di velluto invece di setta, bordini in corrispondenza, come vediamo in questo caso, della manica e anche nel collo, perché il capo, una volta indossato, dava l'idea che l'intero capo fosse prodotto in velluto di seta, invece era esclusivamente uno stratagemma per simulare che tutto il capo fosse di velluto di seta. Ciò nonostante, esistono capi totalmente prodotti in velluto di seta che avevano dei costi elevatissimi, sia maschili che femminili. Io personalmente ho visionato 2 capi da donna, uno di mia proprietà e un solo capo maschile. L'abito in questo caso presenta una particolarità, presenta una gonna di indiana, di cotone, già diffusissima a fine Ottocento, che era utilizzata in contesti domestici e per uscire spesso si sovrapponeva a tunica, che abbiamo già visto in precedenza. Tunica che all'occorrenza poteva essere gettata in cordoso, come abbiamo già detto, o poteva essere gettata in conca, quindi portata in testa. Esistono comunque vari modi di portare quella che è la gonna. Nuoro nel 1906 contava già quasi 9.000 abitanti, quindi la città di Nuoro cresce notevolmente. Esiste un ceto di impiegati molto consistente e spesso le mogli di questi uomini mantenevano l'abbigliamento tradizionale, però non usavano gli stessi abiti che usavano le altre donne. Se la tunica, abbiamo visto, di Orbace presenta la struttura a ghironese, la savardeta de pannu, che è la gonna utilizzata inizialmente dalla moglie degli impiegati, prevedeva l'utilizzo del panno con una sola ricciatura in vita e poi cadeva comunque a pieghe sciolte, quindi una struttura totalmente diversa. Ciò che è importante a questo proposito è la balza, che era di varie comunque stoffe, in linea di massima molto velluto di cotone di seta, le gonne più buone, quindi quelle riservate a occasioni di gala, matrimoni, di ricamate, poi gonne dipinte ed infine gonne con stoffe di sete variopinte di varia comunque tipologia. Tale tipologia di gonna si indossa con l'insieme che prevede quindi una pala asciutta, quindi una pala a diretto contatto con quella che è la camicia, e smucadore. Ciò che è importante in quest'abito è che spesso, quando si parla di antropologia, si dice che gli antropologi sono ossessionati dai riti di passaggio, no? Il rito di passaggio per eccellenza in Sardegna era il matrimonio, quindi che sanciva il passaggio da una condizione di donna bacchiana, quindi da una signorina, a una donna coiuava, quindi una donna sposata.
Quest'abito può essere visto come l'anello di passaggio invece tra quello che è il mondo delle donne vestite in abito tradizionali, quindi sono sarrusticas, e quelle che sono le donne signorili, quindi vestite con abiti cittadini alla moda dell'epoca. Tant'è che Graziella Ledda qua parla, riferendosi alle donne vestite in safardetta de pannu, come rustiche signore. Spesso molte di queste donne utilizzavano quest'abito per le nozze, poi dopo le nozze optavano per cambiarsi e quindi utilizzare gli abiti signorili. E in questo senso queste donne si riempiono di accessori che appartengono a quello che è il mondo dell'abbigliamento cittadino, quindi ombrelli, guantini, ventagli, insomma tutte cose che le altre donne non avrebbero mai osato comunque portare. In un certo qual modo quindi snaturano quello che è l'abito per avvicinarsi a altre mode. Qui possiamo fare anche una riflessione su quelli che sono i gioielli. Ovviamente i gioielli seguono notevolmente quella che è l'epoca. Se abbiamo visto nel primo abito spille borboniche, oltre i gioielli che sono di produzione locale, quindi i bottoni che chiudono lo scollo della camicia, o l'insieme dei 20 bottoni Savilugrana del Zorziponese, gli altri gioielli di importazione seguiranno quelle che sono le mode dell'epoca. Se troviamo quindi spille borboniche negli abiti di fine 800, man mano che giungono nuove tipologie di gioielli, primi tra tutti i gioielli Liberty, le donne adottano questi gioielli. Questi gioielli Liberty cosa sono? Una fra tutte la cosiddetta salacrima, che non è altro che una spilla Liberty diffusa in tutta Europa, che da inizio Novecento si diffonde in tutta la Sardegna e si adegua benissimo a quelli che sono i nostri abbigliamenti tradizionali. Fine anni 30, invece, cambia la moda, quindi nasce un nuovo ideale di figurino della donna. Abbiamo già detto quindi l'abito rispecchia quella che è la moda e la morale di un'epoca. Il nuovo ideale di moda prevede una silhouette molto più fine della donna e di conseguenza le nuoresi a fine degli anni 30 iniziano a disfare quelle grandi tuniche che abbiamo viste sovrapposte che presentano dei ghirones di 10, anche a volte 13-14 centimetri, e da queste gonne voluminose producono invece delle gonne molto più contenute che innanzitutto sono più corte, quindi la gonna si accorcia. Se a fine 800, inizio 900 le gonne giungono al suolo, di conseguenza non lasciano intravedere quasi niente, le punte delle scarpe possiamo intravedere, adesso non si ha alcun problema a mostrare quelle che sono le scarpe che seguono la moda, anche in questo caso dell'epoca. Quegli stivaletti vittoriani verranno abbandonati a favore di décolleté alla moda delle nuove comunque epoche, e questa gonna, che è notevolmente più corta e più contenuta, presenta una balza molto più alta di quelle che abbiamo visto. Le più alte sono sui 18 centimetri, di gros di seta amarezzato, quindi quel moiré che abbiamo visto in ambito ottocentesco non esistente, o meglio non esistente, non in uso a Nuoro. E queste gonne, già il gros di seta amarezzato è una stoffa molto costosa, ma è ancora di più costosa poiché a Nuoro si seguono quelli che sono i disegni della stoffa, quindi le marezzature della stoffa, e sia in Surziponese che in Sastunica nel Novecento questo comporta dover sprecare della stoffa, poiché ad esempio in Suzzipone nelle maniche bisogna far sì che i disegni siano simmetrici e tornino da una parte e dall'altra. Salendo nel nostro abito, Zuzippone prende un colore vinaccia scurissimo, e anche qui molti nuoresi sono convinti che tutti i zipponi, se un zippone è di questo colore vinaccia è nuorese, quando un zippone abbia un'altra colorazione sia di un paese vicino. Nella realtà, qual è? La realtà ci mostra invece che a fine 800, quindi tutto l'Ottocento, erano, diciamo più che in tutto l'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, erano in utilizzo colori quali l'aranciato e il rosso vivo del panno, anche nel primo decennio del Novecento. Poi l'evoluzione ci porterà a preferire tonalità scurissime. Fine anni 30 e soprattutto negli anni 40 c'è proprio il boom di tonalità molto scure di vinaccia. Zuzzipone inoltre si accorcia sempre di più, e nel momento in cui si accorcia diventa un vero e proprio comunque giacchino, quindi rispetto ai zippones ottocenteschi molto più lunghi, Zuzzipone giunge alla vita della donna.
La camicia ovviamente è un altro elemento che subisce un'evoluzione notevole, sia nella scollatura. Le camicie ottocentesche di inizio Novecento sono notevolmente più accollate, ma anche nella tipologia di ricamo. È possibile adattare una camicia grazie al tipo di ricamo che vi è, e man mano che andiamo avanti nel corso del tempo i ricami crescono sempre di più e le camicie sono un'esplosione di ricamo sempre maggiore. Le scollature comunque a Nuoro sono quasi sempre coperte da dossettes, che sono copribusti di varia natura, di varia comunque tipologia, che comunque garantiscono che la scollatura non sia eccessiva. Questo che stiamo vedendo quindi è l'abito da sposa. Spesso si ha la confusione di ritenere che questo sia esclusivamente un abito de vacchiana. Se esistono costumi de vacchiana, quindi da signorina, simili a questo, a Nuoro dagli anni 30 in poi tutte le donne si sposeranno con questa tipologia comunque di abito. E vediamo che nel capo delle nostre donne di tale epoca il fazzoletto di Tibet, marrone, quindi più che marrone sono un rossiccio, è di dimensioni molto più ridotte rispetto agli esemplari precedenti e viene piegato in modo che non solo lasci intravedere gran parte dei capelli, ma scenda sul mento finissimo e quindi lascia intravedere anche il collo della donna. Qui ritorniamo al primo accenno che ho fatto, quindi l'abito rispecchia la morale di un'epoca. Se la Deledda ci dice che una donna modesta non avrebbe mai e poi mai mostrato i suoi capelli, le nuoresi nel corso del Novecento non avevano alcun problema a mostrare gran parte comunque dei propri capelli, poiché quella che era la morale dell'epoca, e quindi il concetto non solo di bellezza, ma anche un insieme di valori rinchiusi nella società, era andato cambiando. Bene, io credo che abbiamo cercato di fare un viaggio veloce, forse un po' troppo, non lo so, all'interno comunque di tutta questa storia nuorese, e spero che questo sia un momento di riflessione per tutti e vediamo che cercheremo di congiungerci a un altro momento di riflessione che ci porta in un'area lontana ma non troppo, sempre nel bacino del Mediterraneo, che sarà Valencia. Grazie a tutti. Hola, buenas tardes. Soy Francesc Xavier Rausell Adrián. Soy investigador de indumentaria valenciana, soy profesor de indumentaria tradicional y de historia de la moda de CANEM, de la Escola CANEM de Indumentaria Tradicional de Valencia. También soy director del Grup de Balls Populars, Les Folies de Carcaixent, y mi trabajo ha estado la recuperación y revalorización de la indumentaria tradicional valenciana. ¿Qué es la indumentaria tradicional valenciana? Nuestra indumentaria, la indumentaria de Valencia, se basa en los modelos que la propia huerta que rodea la gran ciudad de Valencia surtió desde mitad del siglo XVIII, se acabó cuajando en la propia ciudad durante el siglo XIX y fue ya internacional en el siglo XX. Un modelo que bebe sus fuentes en la sedería del siglo XVIII, es la que cohabitará con otras modas de carácter internacional y dará uso o dará lugar a unos trajes tradicionales que tendrán como principal elemento la seda. La gran industria de la seda valenciana dio en su origen trabajo a casi la cuarta parte de la ciudad de Valencia. Así es como uno de sus barrios más importantes fue el barrio de Velluters, el barrio de terciopeleros, que es donde también se localiza nuestra escuela CANEM y donde el Grup de Les Folies también suele actuar. ¿Cómo es la indumentaria tradicional valenciana? Como os decía, la indumentaria tradicional valenciana se basa en los elementos o los tejidos a base de seda. Estos tejidos de seda que en nuestra huerta durante el siglo XVII y XVIII se llegó a cultivar gran cantidad de arrobas de hilo de seda, después pasaba a los telares de la propia ciudad o también del extranjero, sobre todo de la zona de Francia, de Lyon, en el cual nos retornaban dibujos y diseños que después en el siglo XIX la sedería valenciana utilizaría tanto para la construcción del traje tradicional de la mujer valenciana
como para vestir elementos eclesiásticos, tanto la ropa de los curas como la de los santos y santas. Una imagen preciosista será la que nos vendrá a construir con la seda, eligiendo los elementos de metal que más en boga se pondrán durante el siglo XVIII y principios del XIX. Es así como aparecerán puntillas de metal, los pendientes y la joyería que seguirá los modelos franceses que publicó Gilles Legaré en 1673 y que serán la base para nuestra indumentaria tradicional, para la joyería de nuestra indumentaria tradicional, y que tendrán sobre todo en el peinado y la peineta el claro elemento diferenciador de nuestra indumentaria tradicional. ¿De qué época es el traje tradicional de la mujer valenciana? Como os comentaba, la mujer valenciana viste con tejidos, estructuras, patronaje y corte anclado entre finales del siglo XVIII y la primera y segunda mitad del siglo XIX. Si los elementos, muchas veces esos tejidos florales serán de tradición barroca, serán las modas, sobre todo neoclásicas, imperio y románticas, las que configurarán tanto su corte como su estructura. Es así como los elementos serán de tradición afrancesada, pero el corte, sobre todo su construcción, será con técnicas o con patronaje de estilo inglés, de la segunda mitad del siglo XVIII. Tanto la joyería, también que se ancla en este siglo XVIII, como veremos todos sus complementos, surgirán, o veremos cómo tendrán una evolución, una sobreornamentación, que será lo que vendrá a suceder en el siglo XIX. Así tendremos unos modelos claros anclados en el siglo XVIII que en el siglo XIX acabarán por coserse o por construirse con elementos ya del propio siglo XIX. Veremos cómo toda la iconografía que encontremos, tanto en peinetas como manteletas, delantales o incluso tejidos, beberán de las fuentes iconográficas del neoclasicismo y de la época imperio, y así como estos evolucionarán a través del romanticismo hasta llegar a finales del siglo XIX, cuando tenga ya carta de uso el traje tradicional de Valenciana, que tendrá un uso determinado para las fiestas tradicionales de la ciudad y de la huerta. ¿Cómo se ha formado este traje? Como os comentaba, este traje se ha formado con el tiempo, eligiendo una serie de tejidos y de formas de tradición barroca, pero que han evolucionado gracias a los diseñadores de tejidos propiamente valencianos. Localizamos muchos de los diseños más antiguos, por ejemplo, en archivos lioneses, y estos a finales del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX pasaron a nuestra ciudad tomando carta de asunto y de prevalencia, y fueron utilizados con las consiguientes evoluciones y llegaron hasta la actualidad. Es así como encontramos dibujos como el Carpio, el Reina o el Valencia, que serán propiamente dibujos franceses en origen, pero que al llegar a nuestra ciudad, sobre todo a partir de 1737, con la edificación de la Cátedra de Ornatos y Flores del Museo de Bellas Artes de Valencia, cuando los dibujantes franceses, comandados por Felipot, empezarán a enseñar a dibujantes locales los dibujos franceses que adaptarán a los diseños valencianos. Esta estructura de la adaptación de modelos franceses a un modelo más particular vivirá ya con ese final del siglo XIX, con el siglo XVIII, el que veremos cómo las influencias inglesas y el practicismo inglés, veremos cómo se traduce también en nuestra indumentaria tradicional. Es así como aparecerán los jubones de manga larga para el frío, los mantos también para taparse, y la utilización de algunas piezas más habituales en diversos guardarropas internacionales. La construcción de estos trajes, observaremos cómo pasaremos de ver una indumentaria completamente barroquizante a construirse ya con elementos y formas del siglo XIX, que es la que nos llegará y acabará definitivamente como el traje tradicional valenciano de la mujer. ¿Para qué se usa el traje tradicional de Valenciana?
El traje tradicional de Valenciana, en la huerta, en la propia huerta, en los propios pueblos de la huerta, que aún siguen utilizando el traje en sus festividades, las utilizan generalmente en dos apartados. Casi siempre, y la más numerosa, es aquella que los utiliza para actos religiosos, sea clavariesas, festeras, siempre relacionado con las procesiones y festividades de los santos, las santas y sobre todo especialmente la Virgen María. En cambio, la otra parte será la de los bailes populares, la de las cuadrillas o cuadros de bailes populares que utilizarán el propio traje tradicional para la reivindicación de lo propio, de la imagen propia. En cambio, en la ciudad, a partir de 1860, localizaremos los primeros bailes de disfraces que durante el carnaval vestirán a la manera popular de los pueblos de las cercanías. Y es así como veremos que las hijas de los terratenientes o de las personas ricas de la ciudad vestirán, siempre chicas jóvenes, vestirán con el traje de la labradora valenciana, eso sí, utilizando ahora tejidos más ricos que pueden alcanzar o se pueden permitir. Es así como veremos que poco a poco ese enriquecimiento, esa sobreornamentación irá afectando a estos trajes. Como de los pueblos utilizarán tejidos más sencillos como el damasco o la seda, y en Valencia ciudad utilizarán los brocados y especialmente los tejidos espolinados o de flores. Pasaremos ahora a describir los trajes tradicionales más usados sobre todo en nuestra provincia de Valencia. El primer modelo veremos el más antiguo o uno de los modelos que están más anclados en el pasado. Estos modelos suelen ser más sencillos y utilizan especialmente, ahora en los meses de invierno, el jubón de manga larga, pero en verano o en tiempo más favorable, el justillo de color rojo y la falda de color azul o verde. Vemos cómo este modelo utiliza una falda, un guardapiés de seda, en este caso brochado de flores blancas, y se remata la orilla de abajo con unas puntillas de metal conocidos como puntos de España que enriquecen y hacen la pieza más valiosa. El cuerpo se cubre con un jubón de seda negra y puños de terciopelo, muy habituales en el final del periodo neoclásico, y se cubre el pecho con un pañuelo, en este caso de lino fino blanco, bordado con hilo de metal dorado, en el cual se representan diversos dibujos o diseños de estilo neoclásico. En él vemos flores del campo y sobre todo la palmera, las hojas de palmera, que serán las más usadas, junto con las cestas o jarros de flores. El delantal, en este caso, utiliza otro diseño de un brocado de seda valenciano, de finales también del siglo XVIII, en tonalidades moradas y flores de color liso, blancas, azules o verdes. El peinado, que es lo más característico de la mujer valenciana, será un moño que se recoge en la nuca con dos trenzas que envuelven a las agujas. Vemos cómo las agujas son los elementos que permiten formar este moño y se toca o se complementa con la peineta, en este caso una peineta alta, con el anagrama o con un dibujo de un querubín, de un angelito, de tradición también neoclásica. Los pendientes, la variante local de aquellos primeros diseños de Gilles Legaré de 1673, del modelo también valenciano conocido como D3 y el francés conocido como girandola, vemos como en nuestro caso se ha sustituido las piezas que le cuelgan por filoretas o tiras de perlas. La perla fue en la joyería valenciana una de los elementos más usados, así como la piedra en esmeralda o imitación esmeralda. En algunos de los pueblos de nuestra geografía se localiza también otras variantes que utilizan algunos de los tejidos ricos como también característicos de su indumentaria.
Vemos algunas variantes por tradición o por uso general de estos tejidos en estas amplias zonas. Así, en el interior de Valencia vemos cómo predomina los delantales negros de seda, algunas veces tocados o construidos también con cenefas o recortes de terciopelo negro, como vemos en este ejemplar, sobre un moaré de seda, y la falda, el tejido elegido en estos momentos para falda, son un brocado conocido como San Felipe. Fue utilizado, la industria valenciana lo utilizó para hacer trajes a los santos, en este caso para un San Felipe, y recibió el nombre. Este brocado ha sido uno de los más utilizados por la mujer valenciana, y en el interior de Valencia, como os decía, es muy habitual encontrarnos también tejidos de flores, tejidos lisos y algunos tejidos con metal dorado o plateado que son muy vistosos y muy graciosos. Les gustó mucho por ser más vistosos que los más sencillos y a la vez y a su vez más baratos que los tejidos floreados. Vemos cómo al cuello se cubre el pecho con un pañuelo, también de tradición imperio, con dibujo pequeño de ramas y flores. El moño, en este caso, vemos cómo también se lo recoge a la parte de atrás, un moño grande de 2 trenzas y 2 ochos, y las 2 caídas o pelo romántico, las bandas que decimos en Valencia, construyen estos rodetes laterales que se sustentan con los ganchos cruzados. Vemos como todos o prácticamente todos sus elementos tienen iconografía o motivos de época neoclásica y imperio. Es así como el jubón de seda negro tiene un dibujo de cestas y pajaritos, y la falda pues utiliza esas flores pequeñas, los misiotis, claveles, azucenas y rosas, que serán las flores características de los diseños florales valencianos. Como destaca en su joyería, veremos cómo también en el interior valenciano mezcla más diferentes épocas, y aquí vemos un pendiente de 3, prácticamente el heredero de la girandola francesa, construida por los orfebres locales, en este caso de piedra verde, joya al cuello de un almendrón y collar de piedra roja. También vemos cómo es característico mezclar diferentes tipos de joyas, es lo que pasó y es muy habitual en estos pueblos del interior, y la utilización de cadenas con medallas y corazones tan característicos de ese final de la época del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Una característica propia o más identificativa de algunos pueblos del interior valenciano ha sido la pervivencia o el seguir usando una serie de lazos muy ornamentados que en la espalda o incluso algunas veces sobre la cintura se llevaban en ocasiones rituales. Aún no tenemos claro realmente su función. Todo nos hace pensar que se han utilizado en danzas populares por la noche o en algún tipo de procesión o acto religioso específico. Pero lo que sí que vemos es cómo estos lazos son característicos de esta zona interior de Valencia y también de la propia ciudad de Valencia, ya que en esta ciudad también llegaron a usarse. La evolución en el traje de valenciana llevó ya en el siglo XIX a elegir los tejidos más ricos de la sedería valenciana, en especial los espolinados. La seda espolinada, que imita los brochados y los bordados sobre seda, serán los más estimados, los mejores y más valiosos de toda la indumentaria de la mujer valenciana. En este caso tenemos un espolín llamado Carpio, por ser esta ciudad de Córdoba, el Carpio, la originaria donde iba destinada el primer cargamento de este dibujo. Hemos localizado su cartonaje en la industria de Lyon y llegó a Valencia en la primera mitad o hacia las décadas centrales del siglo XIX. Este ha sido uno de los grandes diseños de la sedería valenciana, que ha sido el que más mujeres han usado a lo largo del tiempo. Aquí lo vemos en una tonalidad granate y las flores de colores, brochado también con metal dorado y plateado. La mujer valenciana en épocas de frío se cubría el cuerpo con jubones de manga larga, en este caso con un jubón también de seda del mismo tono que la falda,
y se cubría con mantones de Manila que, aunque no taparan excesivo frío, sí hacían conjunto por la seda y los flecos con ellos. En el peinado vemos cómo recoge otra vez un moño que en la ciudad de Valencia tiene épocas de ser de gran tamaño, una peineta barroquizante con motivos también de época neoclásica y imperio y moños laterales que los llamamos caragols. El pecho se cubre con una manteleta de tul doble, cuadrada, con dibujos también de tipo neoclásico como las palmas y las flores y claveles. Vemos como en el pecho destaca una joya de perlas montada sobre oro con perlas de aljófar, que será también usual a finales del siglo XIX y después volverá con fuerza ya en la segunda mitad del siglo XX. Vemos como esta imagen rica es la que ha evolucionado más y la que más se parece a la actual que lucen las falleras de las diferentes comisiones de nuestra ciudad. Durante el siglo XX será el momento que veremos cómo la indumentaria valenciana se acoplará a la fiesta fallera y seguirá evolucionando en tejidos, formas y complementos. Sí es verdad que el cambio de siglo no le ha sentado muy bien al traje de valenciana, porque adoptaron a principios del siglo XX ya tejidos más económicos, sobre todo con fondos de rayón y de algodón. La industria se abarató y pudo alcanzar al máximo de mujeres valencianas. Vemos en este caso como otro de los espolines famosos, en este caso el pastor, llena, es más cargado que el anterior, se llena con más flores, es poco a poco esa imagen barroquizante que tanto gustará a la mujer valenciana, llenará las faldas, llenándose pues de metales, de dibujos, de flores y de colores. En un primer momento los espolines antiguos encontramos con 6, 8 o 9 colores y como poco a poco crecerán a los 12, 14, incluso a los 32 o 40 de los actuales. Vemos cómo el cuerpo se cubre también con un jubón con puños vueltos de seda roja y vemos un estampado de cestas y pajarito muy habitual de la sedería valenciana de finales del siglo XVIII. Pañuelo y delantal sobre tul con elementos dorados serán los característicos también de esta época, al igual que la peineta alta, muy trabajada, y las peinetas pequeñas sobre los rodetes laterales, que aparecerán en el cambio del siglo XIX al XX. Las pendientes y la joyería veremos también cómo evoluciona sobre los modelos románticos y cada vez estimarán más las valencianas usar pendientes de perlas. La perla, como os comentaba antes, también será uno de los elementos más usuales de nuestra joyería y la mujer se tocará con ellos. Al pecho, siempre la placa o joya valenciana de 4 piezas será una de las principales piezas de joyería femenina, que acompañará muchas veces con cadenas, medallas y corazones. Y otro de los complementos más habituales para la mujer valenciana será el abanico. El abanico fue uno de los complementos y que la ciudad de Valencia y algunas localidades próximas, como Aldaya, vivieron durante muchos años de la fabricación de diversos abanicos que, aunque fueron también en un primer momento de tradición francesa, se adaptaron muy bien al gusto local, mostrando, como en este ejemplar, elementos cotidianos y populares de la imaginería popular valenciana. Es así como vemos que los trajes de nuestro país valencià van creciendo y van poco a poco ganando en fastuosidad y elegancia. Para finalizar nuestra muestra de esta tarde, y ya que el coronavirus no nos ha permitido estar juntos, os mostraremos finalmente los cuatro modelos que hemos vestido para esta tarde. En ellos vemos cómo desde el primer modelo, aquel de falda azul y falda verde, que era más habitual durante el final del siglo XVIII, vemos cómo poco a poco ha ido enriqueciéndose los trajes en los complementos, en los bordados, en las peinetas. Poco a poco se fue cargando hasta llegar
un poco a este traje último tan icónico, ¿vale? Y tan representativo de Valencia. Desde nuestro grupo, desde Les Folies de Carcaixent, lo que hemos hecho ha sido trabajar en la revalorización del traje tradicional de la mujer y también del hombre valenciano. Sobre todo, plasmar y poder dar a conocer cómo esta evolución nos ha permitido tener modelos anclados en el siglo XVIII, pero que durante el siglo XIX y el siglo XX se han construido para la fiesta y para la autorrepresentación valencianista. Vemos así como poco a poco y con el paso del tiempo se ha ido construyendo esta imagen que pintores de fama internacional como Sorolla y tantos otros mostraron al mundo. Muchas gracias y esperamos que nos podamos ver en alguna ocasión. Muchas gracias. Siamo giunti alla conclusione di questi nostri 2 appuntamenti. Ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi, ringraziamo in particolar modo Franca Rosa Conto, Marcello Ferreli e Francesc Xavier che sono stati protagonisti e hanno accettato di buon grado di partecipare al nostro evento. Ringraziamo anche Casa Rossi, che è la casa nel cuore di Sant'Upredu che ci ha ospitato per la realizzazione dell'evento. Ringraziamo la Regione Sardegna per averci dato modo di organizzare questo evento. Speriamo di aver dato un punto di riflessione positivo alla nostra città. E buona serata a tutti. Grazie.